dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Arrestato un ex poliziotto in pensione per l'omicidio di Giuseppe Pollara, il pastore di 46 anni ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Lentini. Nelle immagini delle telecamere gli attimi dell'agguato che per gli investigatori sarebbe legato al pascolo del gregge della vittima. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il terzo fermato della strage di Monreale. La decisione del GIP è attesa per la giornata di domani. Sul fronte delle indagini continua la caccia ai complici. A Catania aggredito e ferito in carcere un agente di polizia penitenziaria. Prigioni sempre più pericolose e permeabili. Si moltiplicano i video realizzati in cella con gli smartphone. A Porticello restano bloccate le operazioni di recupero del Bayesian dopo la morte di uno dei sub dell'azienda incaricata del recupero del veliero. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo dell'olandese 39enne. Toni polemici in commissione antimafia con l'ex comandante del ROS Mario Mori sul dossier mafia e appalti del 1992 che sarebbe stato ostacolato dall'allora procura di Palermo. Pelligra cede il 90% delle quote della holding che ha rivelato la ex Bluetech di Termini Imerese. La regione vigila sull'operazione finanziaria. E poi il calcio, seduta di rifinitura a porte aperte oggi pomeriggio al Massimino per il Catania. 2000 i tifosi sulle tribune per incitare i rossazzurri in vista della sfida di domani col Pescara. Bentrovati, è stato arrestato un ex poliziotto in pensione per l'omicidio di Giuseppe Pollara, il pastore di 46 anni ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Lentini. Nelle immagini delle telecamere gli attimi dell'omicidio per gli investigatori legato al pascolo del gregge della vittima, il servizio di Francesco Aloi. Quando Giuseppe Pollara vede avvicinarsi un'auto, non sa che lì dentro c'è il suo assassino, adesso arrestato. Per gli investigatori, ad uccidere il pastore di 46 anni è stato Salvatore Tinnirello, autore di una giustizia fai da te. L'ex poliziotto in pensione, come scrive la procura, avrebbe ucciso per i continui sconfinamenti all'interno dei terreni di sua proprietà, del gregge portato al pascolo da Pollara. Secondo chi indaga, sarebbero stati frequenti gli attriti tra i due, scontri finiti nel peggiore dei modi. A parlare più di ogni parola sono queste immagini delle telecamere della zona, nelle campagne di Lentini lungo la provinciale 16. L'agguato nella tarda mattinata di giovedì scorso, diversi colpi d'arma da fuoco all'addome e il pastore freddato in un batter d'occhio, poi la fuga in auto. Ma è stato grazie a queste immagini che i poliziotti sono riusciti a dare volto e nome all'autore, adesso rinchiuso nel carcere di Cavadonna. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il terzo fermato della strage di Monreale. Mattias Conti non ha parlato davanti al GIP che dovrà decidere domani sulla convalida del fermo. Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP Mattias Conti, il 19enne dello Zen che ieri è stato fermato dalla procura per concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco in merito alla sparatoria di Monreale, costata la vita a 3 ragazzi. Il 19enne, insieme a 2 complici, Salvo Calvaruso e Samuel Acquisto, avrebbe fatto fuoco ad altezza uomo tra la folla. Contro i 3, tutti in cella, decine di testimoni oculari e le immagini delle telecamere di sicurezza di negozi e di una banca. Il GIP dovrà decidere domani sulla convalida del fermo. Ad inchiodare il branco dello Zen anche questa foto fondamentale per le indagini, anche perché è stata scattata qualche ora prima della sparatoria e che in teoria potrebbe permettere agli inquirenti di risalire agli altri complici della strage. Ce ne sarebbero almeno altri 4. Una foto pubblicata sui social e poi rimossa, ma prontamente catturata da alcuni testimoni di Monreale che l'hanno condivisa sui social come la fidanzata di una delle 3 vittime. Conti è stato identificato anche grazie alla collanina che porta al collo con un ciondolo raffigurante Lino Celesia, un giovane ucciso nel dicembre del 2024 davanti ad una discoteca a Palermo.
A Catania aggredito e ferito in carcere un agente di polizia penitenziaria. Prigioni sempre più pericolose e permeabili. Si moltiplicano i video realizzati in cella con gli smartphone. Luca Ciliberti. Il carcere è sempre più permeabile, dentro entra di tutto. Il caso del cellulare trovato in cella a Nico Pannetta non è un caso isolato. Il numero dei telefonini scoperti e sequestrati all'interno dei penitenziari è sempre crescente. Nel 2024 sono stati rinvenuti 2.252 telefonini clandestini, in aumento rispetto ai 1.595 del 2023 e ai 1.084 del 2022. In Italia, introdurre o detenere telefoni cellulari in carcere è un reato punito con una pena da 1 anno a 4 anni di reclusione. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un avvocato, la pena aumenta dai 3 ai 7 anni. Il rischio reale è quello di mandare messaggi criminali all'esterno, alla mafia. Eppure basta fare un giro su TikTok per trovare di tutto. Dai momenti di vita vissuta all'interno delle celle alle provocazioni contro il sistema sicurezza, con tanto di riprese da dietro le sbarre all'esterno per fare comprendere chiaramente dove ci si trova. In questo caso è proprio il carcere di Catania. Una condizione sempre più difficile da gestire da parte degli operatori di sicurezza. L'ultimo caso denunciato arriva proprio da Piazza Lanza. Secondo la denuncia del sindacato Sappe, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito per futili motivi da un detenuto di origine straniera ma siciliano d'adozione. Colpito con calci e pugni, ha riportato un trauma cranico e alle costole. I medici hanno dovuto suturare con dei punti una ferita alla testa. È stato giudicato guaribile in 30 giorni. La sensazione è che il sistema penitenziario, per adulti e minori, si stia sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti. Condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn Angelo Flores, il giovane che ha filmato lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo l'estate di 2 anni fa. Il giovane ha chiesto scusa per aver inviato i video, peraltro era l'unico del branco a conoscere la vittima, con la quale avrebbe avuto in precedenza rapporti consenzienti. Per lo stupro di gruppo sono stati condannati, oltre a Flores, altri 6 giovani. Ed è stato ucciso Antonino Arculeo, 74 anni, di Partinico, scomparso da casa il 7 maggio scorso e trovato morto vicino ad Alcamo, in provincia di Trapani, venerdì. L'autopsia ha accertato la presenza di diverse ferite di arma da taglio e alcuni morsi di animali sul cadavere. L'uomo sarebbe stato anche bruciato. La squadra mobile di Palermo ha fermato 2 uomini accusati di omicidio e occultamento di cadavere. E cambiamo argomento. A Porticello restano bloccate a lungo le operazioni di recupero del Bayesian dopo la morte di uno dei sub dell'azienda incaricata del recupero. La magistratura rimane in attesa dell'esito dell'autopsia sul corpo dell'olandese di 39 anni. Maglio Viola. Un oblò rotto che ha permesso all'acqua di entrare anche prima della tempesta e una misteriosa bolla di idrogeno che non ci sarebbe dovuta essere. Sono i 2 misteri legati al Bayesian, il veliero affondato l'estate scorsa a Porticello uccidendo 7 persone e che nei giorni scorsi ha causato un'altra vittima, un sommozzatore dell'impresa incaricata del recupero del relitto. È attesa per questa settimana l'autopsia sul cadavere del sub olandese di 39 anni ucciso da un'esplosione subacquea mentre un cannello ossitrico stava tagliando il boma, ovvero il supporto che tiene il grande albero legato all'imbarcazione. Ad eseguire l'operazione era proprio lui, la vittima. Un'esplosione che si suppone possa essere stata causata da una bolla di idrogeno che in teoria non ci sarebbe dovuta essere. È solo l'ultima stranezza in questa vicenda. Dalle immagini preparatorie del recupero è emersa anche un'altra di queste stranezze, un elemento utile all'inchiesta sull'affondamento. Le immagini mostrerebbero un finestrino, un oblò rotto che potrebbe essere stato alla base dell'affondamento stesso. Difficile dire con certezza da quando fosse rotto, ma gli esperti sono convinti che non si tratta di un danno legato all'affondamento, ma ci sarebbero tracce che mostrerebbero come fosse già aperto prima dell'incidente. In ogni caso adesso le inchieste aperte sono 2, una sull'affondamento, una seconda sull'incidente della scorsa settimana durante il recupero. La procura intende comunque procedere con le operazioni per riportare a galla il relitto, ma non subito. Bisognerà aspettare almeno la relazione autoptica e quella tecnica prima di dissequestrare l'area e dare nuovamente il via alle operazioni. Dovrà comunque essere rivisto il piano per garantire la sicurezza di chi opera in profondità e prevenire altri drammatici incidenti. Toni polemici in commissione antimafia con l'ex comandante del ROS Mario Mori sul dossier mafia e appalti del 1992 che sarebbe stato ostacolato dall'allora procura di Palermo. Giusy Lazzara.
Il dossier su mafia e appalti, su cui nel 92 aveva rivolto il suo interesse Paolo Borsellino, potrebbe essere il principale movente dell'attentato di Via D'Amelio. Davanti alla commissione parlamentare antimafia, l'ex comandante del ROS Mario Mori e il suo braccio destro Giuseppe De Donno hanno riproposto una linea già critica, tracciata il 16 aprile, che è proseguita con un botta e risposta con i componenti della commissione. La tesi di fondo sostenuta da Mori e De Donno è che quel dossier è stato fortemente ostacolato dall'allora procura di Palermo, guidata da Pietro Giammanco, che non avrebbe voluto valorizzare il collegamento tra gli appalti e il sistema politico. Mori ha lamentato che altri freni venivano dalla politica, dal silenzio calato su un'inchiesta sottoposta a un'operazione di smembramento tra gli uffici giudiziari di Palermo, Catania e Caltanissetta. I toni si sono alzati quando alcuni componenti della commissione hanno contestato a Mori di non aver valutato quello che accadeva con le stragi del 92 e gli attentati del 93, che lanciavano un chiaro attacco allo Stato. Mori ha ribadito che come investigatore operativo poteva parlare delle indagini e non del contesto politico in cui quei fatti si collocavano. Alessandro Porto, assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile del Comune di Catania, e da oggi pomeriggio parlamentare regionale. La Commissione Verifica Poteri dell'ARS ha dato il via libera all'insediamento dell'esponente autonomista. Prende il posto di Giuseppe Castiglione, che in ottemperanza alla legge Severino è stato sospeso ma non decaduto dall'incarico dopo essere stato invischiato nell'inchiesta Mercurio. E ci sono novità nell'inchiesta sulla cessione dell'ACR Messina dalla famiglia Sciotto alla AAD Invest. La Digos e la Guardia di Finanza hanno sequestrato una serie di atti sulla compravendita dell'80% delle quote avvenute a inizio gennaio. Quote mai pagate dalla società lussemburghese. I magistrati hanno firmato la delega per sequestrare atti che riguardano ogni aspetto di questa operazione finanziaria, poi clamorosamente naufragata. Il fascicolo di inchieste in questo momento è aperto per truffa e minacce contro ignoti, ma nei giorni scorsi sono state diverse le persone ascoltate dai PM, dall'azionista al 20% Pietro Sciotto all'ex allenatore, banchieri, il segretario generale Failla e l'ex presidente Alaimo. Nuova violenta aggressione nelle strutture sanitarie, questa volta a Comiso, vicino a Ragusa. Vetri rotti e minacce. Una semplice richiesta di prenotazione si è trasformata in un incubo. Veronica Barbarino. Vetro rotto e minacce. A Comiso una semplice richiesta di prenotazione al CUP si è trasformata in un incubo. A denunciarlo è il sindacato FIALS Ragusa, raccontando che lo scorso venerdì pomeriggio un utente, ancora senza identità accertata, ha prima minacciato l'operatrice al banco e poi, esasperato dalla richiesta di prenotazioni, ha sferrato violenti colpi contro il vetro divisorio che, scheggiato, ha ferito la donna al volto. L'aggressore, non contento, ha tentato poi di oltrepassare la barriera per colpirla fisicamente, ma è stato fermato in tempo dall'intervento dei colleghi richiamati dalle grida. Allertato il 112, l'aggressore si è però dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tutti ci prodighiamo e ci sforziamo per cercare di poter dare risposte all'utenza. Nulla giustifica queste azioni violente. Noi come sindacato FIALS le condanniamo, chiedendo delle risposte per poter lavorare in ambienti più sicuri. L'episodio di Comiso non è isolato, altri casi si registrano nel resto della Sicilia e a livello nazionale l'Osservatorio Salute denuncia quasi 8 aggressioni al giorno in strutture pubbliche. L'appello del sindacato quindi è quello di proteggere chi ogni giorno salva vite, perché salute e cura non possono diventare un campo di battaglia. Pelligra cede il 90% delle quote della holding che ha rilevato la ex Bluetech di Termini Imerese. La regione vigila sull'operazione finanziaria. Luca Ciliberti. Il polo industriale di Termini Imerese piomba nuovamente nell'incertezza. La Pelligra Italia Holding, gruppo italo-australiano che lo scorso ottobre aveva vinto il bando per l'assegnazione dell'area ex Bluetech ed ex Fiat di Termini Imerese attraverso un aumento di capitale e il contestuale ingresso di nuovi soci, avrebbe riconfigurato l'assetto societario rimanendo in possesso del 10% della SRL, equivalente al capitale nominale di 10 milioni di euro versato al momento dell'acquisizione delle aree.
Il 70%, quindi la maggior parte delle quote, andrebbe adesso all'azienda Nicolosi Trasporti, impresa di logistica, il 19,78% al Consorzio Artigiano Edile Costruttori con sede a Comiso, in provincia di Ragusa. Numeri che sono stati anticipati stamattina dal quotidiano La Sicilia. Il gruppo di riferimento di Ross Pelligra, attuale presidente del Calcio Catania, aveva vinto il bando al Ministero delle Imprese e al Made in Italy con un'offerta di 8,5 milioni e l'impegno di assumere almeno 350 dipendenti. Le aziende escluse allora avevano chiesto informazioni sulle garanzie fideiussorie rilasciate alla holding vincitrice senza avere mai risposte. L'assessore alle attività produttive Edi Tamayo oggi assicura che la Regione sta vigilando. Sarebbe fondamentale conoscere i dettagli e le motivazioni di questa operazione finanziaria immobiliare, ma così come è stato fino ad ora temiamo che ci sarà poca trasparenza, aggiunge Franco Piro, responsabile del Dipartimento Economia del Partito Democratico Siciliano, addensando ulteriori dubbi sull'operazione iniziale. Fonti ben informate rivelano che l'assetto della Pelligra Italia Holding varierà ulteriormente nei prossimi mesi nella ripartizione delle quote. Il 40% resteranno a Pelligra, il 40%, quindi in diminuzione, andranno a Nicolosi e il 20% a CAEC. A Catania iniziativa degli studenti per rivendicare il diritto di vivere in una città senza spazzatura abbandonata in giro. Installata anche una telecamera davanti alla scuola San Giovanni Bosco. Tonino De Mana. Nella strada spazzatura, non buttare, usa il cestino, quello più vicino e tutto brillerà. È lo slogan che ha accompagnato la sfilata degli studenti che insieme ai genitori e alle istituzioni sono scesi in strada a Catania per rivendicare un diritto sacrosanto, camminare su strade pulite. Messaggi forti e chiari, intonati e cantati a gran voce, scritti nero su bianco su cartoncini colorati. L'entusiasmo degli studenti del comprensivo San Giovanni Bosco commuove anche il sindaco trantino. Sto diventando vecchio, Tonino. Superata l'emozione, la lucida analisi e il racconto di come è nata l'iniziativa. Questa è un'iniziativa che parte da una lettera che mi ha inviato un bambino di quarta elementare, Alessandro. Sono venuto a trovarlo e loro stessi hanno avuto l'idea: perché non facciamo qualcosa insieme per far vedere ai nostri concittadini più adulti che la città deve essere anche nostra, che devono rispettare anche noi. Osserva tutti i suoi ragazzi, li applaude. I figli di Catania sono tutti qui per dare loro una lezione. Abbiamo voluto fare questa ulteriore azione di sensibilizzazione per garantire il diritto non solo all'istruzione ma all'educazione ai nostri bambini. La telecamera che vedete è stata installata davanti al plesso di Corso dei Mille e sulla tecnologia che confida l'assessore alle manutenzioni Petralia. Si spera con questo segnale di garantire il controllo e un senso di civiltà all'interno di questa zona così importante. Il resto lo dovrà fare la gente comune. Sono messaggi che devono arrivare e arrivano, che arrivano proprio dal futuro, dai bambini. Non sporchiamo, rispettiamo, lasciamo Catania pulita. L'amore per la città prevale su tutto. Assegnate questa mattina a Roma le bandiere blu per le spiagge più belle d'Italia. 2 nuovi ingressi per la Sicilia sono quelli di Nizza, di Sicilia e di Messina, prima città metropolitana d'Italia ad ottenerla. Francesco Triolo. Sono considerate le spiagge col mare più bello d'Italia e la Sicilia anche quest'anno può vantare 2 nuovi ingressi sui 15 a livello nazionale. Messina e Nizza di Sicilia nel messinese diventano per la prima volta bandiera blu, ad annunciarlo la Foundation for Environmental Education nella sede del CNR di Roma, dove si è tenuta la cerimonia di assegnazione delle bandiere blu 2025, un riconoscimento che in Italia è sinonimo di eccellenza e turismo di qualità. Messina per 11 km di costa, Capopeloro, Santa Margherita e Nizza di Sicilia vanno ad aggiungersi a quelle che per il 2025 vengono confermate, quindi le spiagge di Roccalumera, Alitterme, Furcisiculo, Santa Teresa dei Riva, Letoianni, Taormina e Tusa in provincia di Messina. Nel ragusano ci sono Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa e infine Menfi nell'Agrigentino. Soddisfazione c'è nel messinese per quella che sul versante ionico si sta delineando come la Riviera Blu. Da Santa Teresa di Riva, da Litterme. Dobbiamo pensare oltre il nostro orticello, dobbiamo pensare a portare avanti il progetto Riviera Blu. I tempi sono maturi, aiutando gli altri comuni che ancora non l'hanno ottenuta per ragionare in grande, per attirare sul nostro territorio tanti altri turisti che ancora non conoscono bene il nostro territorio.
Purtroppo in Sicilia c'è anche chi la perde rispetto allo scorso anno e tra i 5 comuni non riconfermati a livello nazionale spiccano nomi eccellenti come Ispica nel Ragusano e Lipari, l'isola più grande delle Eolie. E adesso il cinema, si apre il Festival di Cannes, unica pellicola italiana in concorso, e Fuori di Mario Martone, che porta sulla Croisette un po' di Catania con il film su Goliarda Sapienza, scrittrice anticonformista e voce ribella della Sicilia del Novecento. Eva Spampinato. Anche quando stanno fuori. Fuori di Mario Martone è l'unico film italiano a concorrere per la Palma d'Oro al Festival internazionale del cinema di Cannes, al via oggi, e sullo schermo internazionale arriva anche un po' di Catania. Più di questi salotti. Non ne possono più di me. Martone infatti racconta la vita di una illustre catanese, scrittrice indomabile, controversa, luminosa, Goliarda Sapienza, nata a Catania nel 1924, cresciuta in una famiglia anarchica e colta, ha attraversato il Novecento con la furia e l'intelligenza di chi non si piega. Attrice, autrice, femminista prima del termine, è stata dimenticata in vita e riscoperta postuma grazie a un capolavoro ritrovato, L'arte della gioia. Quel libro sono io, tutto quello che ho fatto. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso. Martone aveva pensato a Valeria Golino per interpretare il film proprio mentre la Golino stava lavorando alla serie TV L'arte della gioia, per cui ha vinto 3 David di Donatello. Le straordinarie Matilda De Angelis ed Elodie la affiancano nel racconto di una parte della vita di Goliarda Sapienza. Roma 1980, per un furto di gioielli durante una festa la scrittrice finisce in carcere a Rebibbia e intreccia un profondo legame di amicizia al femminile con donne socialmente distanti da lei. Fuori è un titolo che non lascia spazio a dubbi, fuori dalle regole, fuori dai canoni, fuori dalle gabbie culturali, ma anche fuori nel mondo dove la voce di Goliarda, potente, siciliana, ruvida e lirica, continua a risuonare. E adesso una pausa, ci ritroviamo tra poco. Bentornati al TG Sicilia, seduta di rifinitura a porte aperte. Oggi pomeriggio al Massimino per il Catania. 2000 i tifosi sulle tribune per incitare i rossazzurri. Toscano deve sostituire lo squalificato Ierardi, assente sempre per squalifica anche Sturaro. Francesco Triolo. Chi osa vince, recitava lo striscione appeso dai tifosi rossazzurri al Massimino, aperto al pubblico per la seduta di rifinitura che anticipa la partenza per Pescara. Un bagno di entusiasmo che serve soprattutto a dare ulteriore spinta al gruppo dopo l'affetto riversato dai tifosi prima e durante il match d'andata. I tifosi non potranno essere all'Adriatico, ma erano in oltre 2000 a caricare la squadra. E allora cori ed applausi a tutto il gruppo, perché in Abruzzo il Catania va per provare l'impresa. Questo ha detto anche Toscano dopo la partita del Massimino, dopo la sconfitta 1-0 contro il Pescara nella partita d'andata, che ha visto il Catania avere tante occasioni contro l'unica del Pescara, sfruttata però al meglio con Merola. Abruzzesi che inoltre in stagione hanno avuto un rendimento di gran lunga migliore fuori casa che in casa sono le due considerazioni su cui poggia la speranza di potersela ancora giocare, la convinzione che ancora ci siano carte da giocare radicata nel gruppo, un gruppo che farà, a meno di Sturaro e Ierardi squalificati, l'assenza del difensore titolare fisso incide sulle scelte dell'11 di partenza. Per la sostituzione di Ierardi sono 2 le soluzioni, Del Fabbro o Allegretto, ma occhio perché Toscano nel corso dell'allenamento a porta aperta ha provato anche Raimo, con novità che potrebbero esserci anche a centrocampo con un ballottaggio tra Quaini e De Rose per affiancare Di Tacchio. A riposo precauzionale invece il portiere Dini. All'Adriatico con diretta su Telecolor vedremo se la squadra di Toscano potrà riuscire nell'impresa oppure se la dirigenza dovrà già pensare al futuro per un Catania che lotti per il vertice senza passare dagli spareggi promozione. E adesso una pausa, ci fermiamo, tra poco altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.